Tutti dal Palascapriano di Teramo, da Enrico Giancarli e da Adriano Mannucci. Derby che vale per l'11ª di ritorno, tutto pronto per il palla a 2 al Palascapriano di Teramo, agli ordini di Luigi Lamonica, Alberto Grossi e Marco Gianzanti. Adriano Mannucci per i quintetti delle due formazioni abruzzesi. Roseto subito con un quintetto che non ti aspetti, con Busca, Cavaliero, Malaventura, Keipel e Martinez, quindi una batteria di esterni piccoli ma veloci. Teramo con Crispin, Ryan, Holland, Lulli e Pasco, quindi il quintetto solido delle ultime uscite. Il primo possesso lo gioca in attacco Roseto con il palleggio di Leo Busca che chiama nel post basso sulla linea di fondo Jack Martinez nel suo primo duello, spalle a canestro con Pasco, tiro in allontanamento di Jack Martinez per il primo vantaggio di Roseto. E questo è il tiro classico di Martinez, un tiro cadendo all'indietro, un tiro importante però che ti può dare qualche problema, che se lo metti dentro ok, se sbagli non c'è né rimbalzo offensivo neanche fallo. Sulle panchine tutta l'emozione ma anche tutta la carica di Matteo Boniciolli e di Attilio Caia. Sbaglia da sotto la risposta per Vispasco, il rimbalzo è di Keipel che può correre, Malaventura, scarico per Daniele Cavaliero che firma il 5-0 con la tripla per Roseto. Subito partenza molto veloce per Roseto che fa sfoggio del nuovo sponsor, almeno per quanto riguarda le gare esterne, la British Telecom, la BT, quindi BT Roseto, un momento felice per la formazione rosetana. La ricezione di Holland che in settimana ha avuto alcuni problemi dovuti ad un attacco influenzale, subisce il primo fallo Delonte Holland. Ci sarà rimessa in zona offensiva per la Navigo.it Teramo. C'è la rimessa per Damian Ryan con subito importante l'accoppiamento tra Lulli e Keipel. Lulli ottimo difensore ma Keipel il giocatore molto importante dal punto di vista offensivo, e c'è il fallo dello stesso Keipel con il canestro di Gianluca Lulli. 2+1 per Gianluca Lulli, potenziale gioco da 3 punti per il capitano della Navigo.it Teramo, con un'incredibile partenza ha costretto Keipel al fallo, canestro valido, 2+1 Lulli. Forse probabilmente Keipel non si aspettava la partenza in palleggio di Lulli, Lulli che solitamente fronteggia poco il canestro. Tiro libero aggiuntivo e lo mette, parziale di 3-0, targato tutto Gianluca Lulli, 5 BT Roseto, 3 Navigo.it Teramo. Schema pugnolato, la soluzione offensiva chiamata da Leo Busca per il nuovo possesso offensivo del BT Roseto Basket. Cavaliero in ricezione, Keipel arresto e tiro dai 4,5 metri senza neanche toccare il ferro. Jason Keipel, rimessa Navigo.it Teramo. Comunque sto guardando interessante il quintetto messo in campo da coach Caia, con praticamente 3 playmaker in campo, Busca, Cavaliero e Malaventura. Ricordiamo Malaventura in quelli di Teramo, l'ex della gara, giocò per metà campionato proprio playmaker. Arresto il tiro di Crispin e sono 5 punti anche per il Teramo. Parità, 5-5 il Palascapriano. Il canestro firmato da Crispin, nuovo ribaltamento offensivo con Martinez che gioca lontano da canestro. Jason Keipel per Leo Busca, chiamato sotto Jack Martinez, questa volta è Delonte Holland che accetta bene il cambio difensivo su Jack Martinez, il raddoppio di Crispin, il tiro in allontanamento di Jack Martinez, sporca il rimbalzo Jason Keipel, ancora possesso offensivo per Roseto con Malaventura che evita Lulli, si arresta dai 5,5 metri, va a realizzare nuovo vantaggio Roseto Basket. Non c'è che dire, percentuali molto alte quelle del Roseto, praticamente solamente un tiro sbagliato da Keipel, il resto sempre canestro. Un Roseto molto pimpante, mette prova Crispin da 3 punti, rimbalzo di Malaventura, quasi Ryan gli ruba il pallone. +2 palla in mano Roseto con Leo Busca che corre ad attaccare Damian Ryan. Il palleggio di Leo Busca, gioca sul pick and roll di Jack Martinez. Lulli cerca di uscire fuori su Keipel, il fallo poi di Crispin sul palleggio di Malaventura. È il primo fallo della Navigo.it Teramo fischiato a Crispin. Forse, anzi sicuramente fallo francamente evitabile di Crispin, molto in ritardo su Bonaventura, mentre vediamo gli accoppiamenti difensivi che cambiano praticamente ad ogni azione sugli esterni del Roseto. Linea di fondo per Jack Martinez contro Pasco, solita serie di palleggi di Martinez che poi va a chiudere il palleggio per Cavaliero che prova da 2, Daniele Cavaliero sbaglia, il rimbalzo è di Jack Martinez che domina sotto canestro dai 3,5 metri, sbaglia ancora Cavaliero, ancora il rimbalzo Roseto, terza extra possesso, prova Malaventura e realizza il +4 Roseto Basket. Quasi massimo vantaggio, inizialmente 5-0, comunque rimbalzo offensivo che per adesso è preda quasi totale di Jack Martinez che sotto canestro sta facendo sentire il suo peso. Joe Crispin dal palleggio contro Leo Busca, gioca sul pick and roll di Lulli, vuole la linea di fondo, Joe Crispin costringe al secondo fallo Jason Keipel
si arrabbia Tilio Caia, ha ragione, 2 falli per Capel, a questo punto del match sono troppi. Dopo meno di 3 minuti, anzi poco più di 3 minuti in questo primo quarto, 2 falli forse per l'uomo più continuo di Roseto e un grave mattone che scende sugli equilibri di coach Caia. Difende bene Roseto con Malaventura che ruba il pallone, va fino in fondo ad appoggiare al tabellone per il +6 e massimo vantaggio Roseto Basket. Con l'aiuto di Martinez su Crispin, Roseto è riuscito a recuperare il pallone. Delonte Holland intanto, magia dalla linea di fondo. Canestro letteralmente inventato per Delonte Holland che ha tirato un'Ave Maria, fortunatamente per lui dentro. Comunque un Malaventura strepitoso, adesso lui è indemoniato, sta seguendo tantissimo la partita, lui che è un ex. Jack Martinez lontano da canestro, poi in un primo momento di pausa Adriano analizzeremo la prima lettura tattica del match. Busca, manda in ritmo con i piedi a posto, Malaventura che piazza la sua prima tripla ed è il +7 Roseto. 9 punti di Malaventura su 14 del Roseto, per adesso è one man show. L'uscita di Holland contro Daniele Cavaliero, serie di palleggi di Delonte Holland, va ad attaccare Cavaliero, scarica per Damian Ryan in ritmo da 3, Ryan sbaglia il rimbalzo di Jack Martinez. Diciamo che non sta attaccando bene a differenza di Roseto che sta girando molto bene parla sugli esterni, giocandolo anche dentro per veloci riaperture. Il fallo di Lulli che sembrava aver tenuto bene la linea di fondo, infatti ecco le proteste di Gianluca Lulli e noi ci avverremo subito del replay per vedere cosa è successo. Il palleggio dei Cavalieri, l'ottimo scivolamento di Gianluca Lulli. Io non sono d'accordo su questo fisico. Ma guarda, la telecamera ci dà un'angolazione che non era quella dell'arbitro. Francamente con questo replay il fallo di Lulli non mi sembra proprio. E allora Adriano, approfittiamo di questo primo time out per andare a capire un po' come Roseto Basket sta cercando di fermare il palleggio di Crispin, così come un po' hanno fatto sia Milano con coach Giorgevic sia Cesare Pancotto per Udine, mandando in aiuto il lungo e accettando il cambio. Beh sì, questa è un po' la scelta tattica di coach Caia. Per adesso comunque Pentolo e Coverchi gli sta facendo uno strepitoso Matteo Malaventura che in difesa sta giocando veramente molto bene e in attacco sta giocando una precisione chirurgica, non forzando niente e prendendo tiri sempre molto puliti. E allora un po' di replay curati dal nostro regista Marco Pediconi che si riferiscono al meglio dei primi 4 minuti e 34 secondi del primo quarto al Palascapriano del sesto derby d'Abruzzo della Serie A. Il primo si è giocato nella prima stagione della promozione della Navigo.it Teramo e intanto si ricomincia con Jack Martinez che offre il pallone a Leo Busca, schema numero 4, la chiamata d'attacco del playmaker di coach Tilio Caia per l'uscita di Jason Capel. Ancora la ricezione di Busca, Jason Capel sulla linea di fondo va ad appoggiare senza particolari problemi. Evidente il mismatch fisico con Robert Fultz che nel frattempo ha preso il posto di Damian Ryan ed è il massimo vantaggio, +9 Roseto. Per adesso infatti +9, 16-7, cambio quasi obbligato di coach Boriccioli per abbassare un po' il quintetto e dare quella difesa che forse a Ryan sull'esterno non dava. Ryan è un giocatore molto bravo sugli scarichi, però in difesa ha dei problemi con gli scivolamenti laterali. Per il momento il derby parla Roseto, British Telecom Roseto, tiro di Delonte Holland completamente fuori ritmo, va a rimbalzo Jason Capel, prova a disturbare Delonte Holland, va Leo Busca ad evitare la difesa di Delonte Holland, Cavaliero in ribaltamento, tocca Holland, sporca il possesso, restano 17 secondi per un pimpantissimo Roseto Basket. Ma poi tra l'altro è la terza o quarta azione che si trova un giocatore del Roseto tranquillamente solo a tirare da 3 punti. Jason Capel, piedi a posto di Leo Busca da 3 punti, il tiro termina sul ferro, può correre dopo il rimbalzo catturato Delonte Holland. Delonte Holland è debilitato da un attacco febbrile in settimana, solita serie di finte, lo scarico per Lulli, piedi a posto da 3 per il capitano, tiro cortissimo, rimbalzo di Leo Busca. Mentre è pronto anche Sartori per Teramo, pronto Casoli per Roseto, rimbalzo di Pasco, ma Teramo che in attacco non sta giocando affatto bene. Teramo che sta tenendo forse il pallone troppo nelle mani dei suoi giocatori, orchestrando male le azioni di squadra. Ecco il cambio che aveva annunciato Adriano, fuori Gianluca Lulli, dentro Mauro Sartori. Lulli che aveva cominciato bene con il 2+1, in campo Sartori vuole più tiro perimetrale, coach Matteo Boniciolli. Intanto il primo fallo di Leo Busca, un fallo di frustrazione dopo aver sbagliato un canestro piuttosto facile da sotto.
Leo Busca che in difesa sta seguendo Crispin praticamente per tutto il campo. Il palleggio di Holland che riceve da Joe Crispin. Holland contro Daniele Cavaliero, prova a batterlo con il suo tiro dai 6 metri, il tiro che termina sul ferro, il rimbalzo è di Roberto Casoli, resta a +9. British Telecom Roseto. Holland che non sta attaccando il canestro, nonostante lo stia marcando Cavaliero, potrebbe dico tranquillamente portarlo in post basso per sfruttare maggior chili e maggior centimetri. Sbaglia Malaventura, il rimbalzo è di Casoli che poi subisce il fallo di Mauro Sartori. 2 tiri liberi per Casoli, potrebbe portare il vantaggio della tua squadra in doppia cifra. È già il terzo rimbalzo offensivo per Roseto, molto presente sotto i tabelloni. Indicazioni di coach Matteo Boniciolli al playmaker Joe Crispin, e intanto Casoli va dalla lunetta per 2 importantissimi tiri liberi. 3:39 al termine del primo quarto, un pensieroso ma soddisfatto Tilio Caia sul ferro, il primo tiro libero di Casoli. Cortissimo il tiro libero di Casoli, attendiamo il secondo, mentre il coach Boniciolli si sta sbracciando tantissimo in panchina. 0-2, rimbalzo di Pasco. Insomma, una bella sfida tra Pasco e Martinez per vedere chi è il re dei rimbalzi. Io direi che sono 2 tra i migliori 4-5 rimbalzisti del campionato. Sì, infatti hanno delle cifre importanti a rimbalzo, forse Martinez un po' più rimbalzista di posizione rispetto a Pasco, molto più dinamico, anzi più dinamico. Ecco. La corsa di Robert Fultz che scarica male per Crispin, restavano comunque solo 2 secondi a Teramo per cercare il tiro, direi un buon punto esclamativo sulla difesa del basket Roseto. +9, palla in mano, Leo Busca. Busca che palleggia contro Crispin, la ricezione di Jack Martinez sulla linea di fondo contro Pasco. Prova ad attaccare in post basso il canestro Jack Martinez, evita bene Pasco, tocca però il sostegno, il pallone termina nuovamente nelle mani di Malaventura che sbaglia da 3. Pasco al rimbalzo, non cambia il punteggio, +9 Roseto. Crispin, serie di palleggi, subisce il fallo di Daniele Cavaliero. 2 tiri liberi per Crispin, bonus esaurito per Roseto. Roseto che ormai lo stiamo vedendo da ormai 7 minuti e più, sta giocando benissimo a rimbalzo offensivo, se non lo prende comunque sporca il rimbalzo difensivo di Teramo, non permettendo veloci transizioni alla Navigo.it. Teramo che poi è costretta, bloccata dalla transizione, a giocare una difficile azione schierata. 2 tiri liberi per Joe Crispin, con un po' di fortuna realizza il primo e riporta a -8 Teramo. Secondo tentativo per Crispin dalla lunetta, 2/2. -7 Navigo.it Teramo. Accenno di pressing per Teramo, fallo di Sartori su Malaventura. E termina qui anche il bonus della Navigo.it Teramo. Roseto terminato qualche istante fa, si andrà sempre dalla lunetta naturalmente, con l'eccezione per i falli fischiati in attacco. La rimessa affidata a Jack Martinez. La difesa è a uomo per la Navigo.it con Crispin su Busca. Solita sfida tra Pasco e Jack Martinez, palleggio in post basso di Jack Martinez per attaccare il canestro, difende bene Pasco, alza la parabola Martinez, realizza Jack Martinez. E per Martinez sono 4 punti. Sta giocando una buona partita sotto canestro Martinez. La ricezione di Crispin contro Leo Busca, prova ad andare sulla linea di fondo Crispin, tiro che termina sul sostegno, ma sta difendendo bene Roseto. La transizione affidata al palleggio di Malaventura contro Mauro Sartori, pallone con qualche difficoltà ricevuto da Leo Busca e restano 12 secondi per l'attacco del Roseto Basket. Leo Busca accetta il cambio difensivo, un po' obbligato Mauro Sartori, ricezione di Casoli per Daniele Cavaliero, ultimi 3 secondi per l'attacco di Roseto, spende un fallo abbastanza inutile Robert Fultz. 2 tiri liberi per Daniele Cavaliero. E sono 2 tiri liberi importanti perché l'azione di Roseto era praticamente arrivata quasi a scadere. Doppio cambio, fuori Crispin e Sartori per Raiola e Bernard. Quindi lunghi, veramente lunghi per Teramo, con la coppia da 4-5 Bernard Pasco, e in campo in pratica 2 playmaker come Fultz e Raiola. 0/3 per Roseto negli ultimi 3 tentativi dalla lunetta. Questa volta a sbagliare è Daniele Cavaliero, che ha ancora un tentativo per riportare per portare in doppia cifra, e sarebbe il massimo vantaggio per Roseto, +10, il massimo vantaggio per la squadra di coach Tilio Caia, ma la Navigo.it fino a questo momento ha segnato solo 9 punti e non è certo una caratteristica da Teramo questa.
Sì, infatti 9 punti sono pochissimi per Teramo. Ci prova Bernard dai 4 metri e la mette giù. Viene battezzato da Jack Martinez Mike Bernard. Bernard ringrazia, realizza più che dai 4 metri, direi dai 6 metri, Adriano, ma comunque non era il tiro di Bernard, è stata una scelta tattica di Martinez. È un tiro che Bernard prova spesso ma che realizza con basse percentuali. Scivola da Matteo Malaventura sulla difesa di Delonte Holland. Jack Martinez prova a rispondere ma il tiro è cortissimo, la palla poi termina sulla spalla di Mike Bernard. Può correre Stefano Raiola si arresta sulla linea dei 6,25, gioca sul pick and roll di Bernard, accetta il cambio Casoli, ribaltamento per Pasco che scarica fuori per Delonte Holland, alto basso Holland Pasco, linea di fondo di Pasco che sbaglia il rimbalzo di Leo Busca. Pasco che ha scelto forse la soluzione peggiore, quella sotto canestro sulla linea di fondo, lì diciamo prende 3 persone ad aiutarlo, ma qui magia di Leonardo Busca che danza come un ballerino. Più 10, nuovo massimo vantaggio per Roseto, l'azione firmata da Leo Busca, rimbalzo e canestro coast to coast, Leo Busca. 21-11, troppi punti lasciati a Roseto, pochi punti segnati da Teramo. Mike Bernard prende il fallo di Jack Martinez che lo va a sfidare in post basso per una sfida, io direi più che di tecnica, di muscoli sotto canestro per Bernard e Martinez. Si parla di Jack Martinez, di tecnica ce n'è anche abbastanza, Adriano. 2 tiri liberi comunque per Bernard inquadrati in primo piano. Ma questa è una buona scelta, quella di far giocare Bernard in post basso, perché ha qualche movimento in più rispetto a Pasco. Pasco quando prende palla in post basso praticamente non guarda mai il canestro e ribalta sempre. Bernard è uno che almeno ci prova e bene o male almeno il fallo ci scappa sempre. È il terzo punto di Bernard, rivediamo intanto insieme il fallo commesso da Jack Martinez. 1 su 2 per Bernard, meno 9 Navigo.it Teramo, è l'ultimo, anzi non è l'ultimo perché ci sono comunque 6 secondi di differenza tra il cronometro dei 24 e il cronometro del match. È comunque l'ultimo possesso nel quarto di Roseto, lo gioca con il palleggio Leo Busca sul pick and roll di Jack Martinez, la ricezione di Malaventura che prova dai 6 metri, realizza Matteo Malaventura e nuovo massimo vantaggio più 11. Questo è il gioco di Matteo Malaventura, se può palleggiare e fare arresto e tiro è quasi una sentenza, è il suo gioco. Delonte Holland va ad attaccare Leo Busca, scarico fuori per Robert Fultz, buon tiro da 3 punti di Fultz che sbaglia, il tap-in sfortunato di Mike Bernard. Finisce qui il primo quarto, Roseto, British Telecom Roseto 23, Navigo.it Teramo 12, più 11 per la squadra di Attilio Caia. Da Ginevra a Losanna, un prologo e 5 tappe per la sfida più prestigiosa prima del Giro d'Italia. 60° Tour de Romandie, da martedì 25 aprile alle 17:45, in diretta su Sky Sport Extra. Per tutta la vita ha cercato un tesoro. Al di là di ogni immaginazione, conteso nei secoli. In cui nessuno credeva. Il tesoro è un mito. Io mi rifiuto di crederci. Ora deve infrangere tutte le regole. Ruberò la dichiarazione di indipendenza. È come rubare un monumento nazionale. Per trovarlo prima degli altri. Sei carino? Abbastanza. Nicolas Cage. Il mistero dei Templari. Lunedì 20... Lulli, io direi Lulli o Holland da 3 o da 4. Sì, un quintetto diciamo particolare perché si gioca con Raiola al posto di Crispin e Bernard al posto di Pasco. Roseto con Busca, Cavaliero, Malaventura, Casoli e Martinez, ovviamente con gli esterni mai cambiati. Zona per Roseto. Delonte Holland, serie di finte, danza sulla linea di fondo, Holland scarica per Ryan, il tiro da 3 punti di Ryan che termina sul ferro, il rimbalzo di Jack Martinez. Questi sono i tiri di Ryan, però per la chimica dell'azione offensiva di Teramo deve iniziare a mettere. Post basso di Jack Martinez contro Mike Bernard, fallo di Bernard da dietro, fischio di La Monica, corretto. Fischio giusto di La Monica. Bernard che ha spinto con il braccio, ha spinto Martinez, vediamo il replay, tiene il contatto, qui lo spinge, forse Martinez accenta un po' il colpo, ma il colpo diciamo che c'è stato. Con qualche difficoltà Malaventura riesce a ricevere e poi a consegnare nuovamente il pallone nelle mani di Leo Busca e Daniele Cavaliero che costruisce l'azione d'attacco per la British Telecom Roseto. Va fino in fondo Cavaliero, lo scarico fuori per Jack Martinez che inventa un tiro da 3 Martinez e io non l'avevo mai visto tirare da 3 punti. Più 14 Roseto. Sono 7 per Martinez, massimo vantaggio per Roseto, ancora zona 2-3. Zona 2-3 per Roseto, Lulli al centro, la ricezione di Damian Ryan, Lulli con i piedi a posto, scarica sotto per
Mike Barnard, fallo fischiato a Roberto Casoli. Ma comunque si vedono le azioni di Teramo, azioni che forse diciamo trovano il tempo che trovano, perché vediamo quasi un po' di paura nei giocatori di Teramo nell'attaccare questa zona. Dopo il primo passaggio quasi l'azione di Teramo è finita. Cambio per Amico.it, dentro Crispin per Raiola, un Raiola che non ha dato il suo colpo d'apporto. Arrabbiatissimo Raiola al momento del cambio. Si ricomincia con 24 sul cronometro per il possesso offensivo della Navigo.it. Roseto avanti di 14, 26-12. È naturalmente il massimo vantaggio la ricezione di Barnard, che va ad appoggiare sul tentativo offensivo di Matteo Malaventura. Meno 12 Teramo, palla affidata al palleggio di Daniele Cavaliero. Notizia per chi prende le statistiche: miglior realizzatore di Teramo Bernard con 5 punti. Fallo di Holland fischiato da un attento Luigi Lamonica. È il secondo di squadra per Teramo. Jack Martinez, tiro fronte a canestro. Jack Martinez è indemoniato al Palascapriano questa sera. Più 14 Roseto. Tiraccio di Ryan e può correre in transizione Daniele Cavaliero. Scarico per Jack Martinez, ancora tiro fronte a canestro e ancora un superlativo Jack Martinez. Parziale di 7-0 targato Martinez. Più 16 Roseto. Parziale importante, anzi importantissimo. Pronti al cambio Fulz e Pasco. Prova Holland a rispondere da 3, sbaglia Delonte Holland, rimbalzo per Roberto Casoli. Senza particolari schemi d'attacco l'attacco di Teramo. Leo Busca intanto va ad appoggiare a tabellone. 14-32, sono 18 i punti di vantaggio per Roseto. Teramo più che doppiata, 32-14. Diciamo che non è il derby che Teramo si aspettava, diciamo che non è il derby che il pubblico folto di Teramo si aspettava. E allora ci rivediamo insieme quanto è successo in questo spezzone di secondo quarto. Mentre ci hanno le statistiche del primo quarto, dati importanti: 30 di valutazione per Roseto, 6 per Teramo, 15 rimbalzi per Roseto, 7 per Teramo. Di questi 15 rimbalzi 5 offensivi, mentre Teramo solamente 1. Allora, invece di rivederci le azioni più belle, andiamo a vedere il Palascapriano di Teramo, esaurito in ogni ordine di posto. Questo è un primo piano dedicato ai tifosi del Roseto Basket. E questa invece è una panoramica al Palascapriano con le cheerleaders in campo in attesa che tornino sul parquet i due quintetti. Si è compattato già quello della Navigo.it Teramo con Crispin, Fulz, Ryan, Lulli e Pasco. Torna sul parquet il quintetto di Attilio Caia con una novità: Francesco Chiavazzo. Caia è bravissimo in queste situazioni a lanciare dei giovani, ad avere quello che riesce a dare un giocatore. Per adesso in campo Chiavazzo, che nelle ultime gare si è disimpegnato bene. In difesa adesso è lui su Fulz, molto stretto. Ricezione di Crispin contro Leo Busca. Pasco che gioca lontano da canestro. Ricezione di Damian Ryan. Uscita dal blocco durissima per Joe Crispin. Non viene fischiato il fallo al blocco del Roseto Basket. Sbaglia poi Ryan da 3, rimbalzo Roseto. Parrebbe zona di Teramo, zona 2 e 3, chiamata da coach Bonicciolli. Fulz e Crispin in testa. Lo scarico è per Chiavazzo. Il palleggio di Leo Busca. Vuole giocare ai limiti dei 24. Busca. Restano solo 2 secondi per il tiro. Lo forza da lontanissimo Busca. Il rimbalzo che termina nelle mani di Roberto Casoli. In questa azione, Adriano, c'è sintetizzata tutta la prima parte di gara tra Roseto e Teramo. Roseto sta segnando con percentuali altissime. Se non segna prende il rimbalzo offensivo, e se si concedono 2-3 tiri a una squadra è difficile che poi la partita la riesci a portare a casa. Questa volta nel traffico generale riesce Teramo a recuperare un pallone. E intanto è pronto Capel, torna sul parquet Jason Capel al posto di Jack Martinez. Capel in campo per un Martinez che insieme a Malaventtura ha fatto le pentole e i coperti.
un Jason Capel penalizzato anche forse dai 2 falli fischiati all'inizio, ma comunque Roseto più 18 sta gestendo bene la situazione di Jason Capel, che ora è tornato sul parquet e va a marcare Gianluca Lulli. Robert Fultz in ricezione contro Leo Busca, il palleggio di Robert Fultz, ricezione di Delonte Holland contro Malaventura, il post basso è di Pervis Pasco che commette infrazione di passi. Spettacolo cestistico non degno di nota questa sera al Palascapriano, infrazione di passi di Pasco macroscopica, assolutamente macroscopica. Si ricomincia con la rimessa affidata a Leo Busca, il palleggio di Malaventura, ancora Leo Busca, naturalmente può lavorare con la massima tranquillità il playmaker del Roseto Basket. Ancora zona per Teramo, Crispin riesce in un primo momento a levare il pallone dalle mani di Casoli, poi Casoli affida per Malaventura lo scarico, il pallone che viene recuperato da Teramo, può correre Crispin, Holland contro Leo Busca, sbaglia da sotto Holland, rimbalzo recuperato da Pervis Pasco, secondo fallo per Roberto Casoli. Ma comunque di avere anche il computo falli, pochi falli fischiati in questa gara per adesso, 2 falli nel Teramo di Sartori, nel Roseto di Cavaliero di Capel. La ricezione di Lulli che prova a mettere i piedi a posto per tiro da 3 punti, poi affida il pallone a Robert Fultz che realizza, se non sbaglio, la prima tripla in canotta navigo.it. Comunque almeno è la al prima Palascapriano tripla di questa sera per Teramo. Poi su Fultz andremo a vedere i dati di queste giornate. 17-32, comunque un vantaggio importante per Roseto. Malaventura scarica fuori per i piedi a posto di Leo Busca, sbaglia da 3 Busca, il rimbalzo è di Lulli che affida il pallone a Delonte Holland. Sono 15 punti che separano le 2 formazioni, naturalmente il vantaggio è per Roseto, il palleggio è di Crispin, accetta il cambio Casoli, la ricezione è di Pasco, Robert Fultz che va fino in fondo sotto ad appoggiare per Lulli che non riesce a recuperare il pallone. Rimessa Roseto Basket, time out Matteo Bonicciolli. Time out richiesto anzi da coach da coach Boniccioli, con cambio richiesto da coach Caia. Dovrebbe essere pronti a entrare perlomeno Calan, poi il secondo purtroppo non sono riuscito a vederlo. Coach Boniccioli deve inventarsi qualcosa perché la situazione non è delle più rose per Navigo.it Teramo. 17-32, Teramo che spesso ha segnato 17 punti in 3 minuti, quindi sono passati 15, poco più, veramente poco più di un punto a minuto. Situazione non facile per coach Matteo Boniccioli, invece sta lavorando con la massima tranquillità sulla panchina della British Telecom Roseto, coach Attilio Caia. Un primo piano dove ci sono i 2 primi cittadini di Teramo Chiodi per Roseto di Bonaventura. Fischiano gli arbitri, ricordiamolo, al Palascapriano sono Di Mod, Gianzanti, Grossi e Luigi Lamonica. Matteo Boniccioli che conferma lo stesso quintetto che forse ha avuto una piccola mini reazione, ma piccola Adriano, in questa parte finale di secondo quarto. Conferma gli stessi anche coach Attilio Caia. Il palleggio è di Daniele Cavaliero che attacca la zona 2-3 della Navigo.it Teramo, lo fa Casoli con il tiro dalla media che sbaglia, ma prende il suo personale rimbalzo, sbaglia ancora Casoli, rimbalzo questa volta è di Pasco. Bisogna fare qualcosa a rimbalzo offensivo perché Teramo sta concedendo troppo alla BT Roseto. Non riesce nel suo solito 1 contro 1 Delonte Holland, allora riapre con 12 secondi per Robert Fultz gioca sul pick and roll di Pasco, scarico per Crispin, tiro impossibile per Crispin che termina sul ferro, può correre, situazioni 3 contro 1 per Cavaliero, Jason Capel appoggia e il vantaggio torna ad essere di 17 punti per Roseto. Primi punti per Capel. Anzi sono 4 punti per Capel, 4 punti per Jason Capel, mentre Holland solamente 2. La ricezione di Robert Fultz, Crispin piedi a posto da 3 punti, Crispin dentro fuori, rimbalzo di Capel. Questo era un buon tiro costruito da Joe Crispin. Capel che prova a rispondere lui con i piedi a posto da 3, il pallone che termina sul ferro, poi tra le braccia di Pasco. Ritmi che si stanno alzando al Palascapriano, le squadre che vogliono correre. Delonte Holland con il palleggio attacca Chiavazzo, Crispin per Pervis Pasco, fallo in attacco fischiato a Pasco.
fallo di Pasco, c'è il cambio per entrare Stefano Raiola. Pasco che è entrato di spalla su Casoli era lì che attendeva il contatto, ma Pasco è entrato di spalla completamente in pieno petto di Roberto Casoli. Fuori Crispin, dentro Stefano Raiola. Ultimi. Si riprende al Palascapiano, resta zona la Navigo.it Teramo, 2-3 con Raiola e Fulz in testa. Casoli, scarico per Malaventura, ancora ricezione di Casoli sulla linea di fondo dai 6 metri, sbaglia Casoli, ma prende ancora una volta il rimbalzo offensivo Casoli e va a realizzare. Situazione di extra possesso per il più 19 Roseto. Partita che per adesso è dominata completamente dalla BT Roseto. Teramo che sta giocando non male, forse malissimo. Robert Fulz, piedi a posto da 3, tiro cortissimo di Fulz. Il fallo fischiato a Pervis Pasco, fallo evidentissimo, anzi la Monica ha anche graziato Pasco a non fischiare il tecnico. Assolutamente, in altri casi ho visto scattare il tecnico, qui subito Boniccioli, cambio, toglie Pasco nervosissimo di dentro Bernard, altro cambio, fuori Lulli, anzi fuori Fulz dentro Ryan, girandola di cambi quasi infinita per coach Boniccioli. Anzi no, resta in campo Pasco, è uscito Lulli e non Pasco. Praticamente in 2 azioni quasi tutto il quintetto cambiato. E ancora zona 2-3 per Teramo, con Malaventura che affida il pallone a Daniele Cavaliero, la ricezione di Casoli lontano da canestro, la corsa di Malaventura che si arresta dai 5 metri e realizza Matteo Malaventura, firma il più 21 e il massimo vantaggio per Roseto. Damian Ryan fa qualcosa che non avevo mai visto, alza praticamente un pallone da sotto, probabilmente caricato dalla difesa di Roseto. Fatto sta che il pallone è nelle mani di Daniele Cavaliero. Jack Martinez dai 5 metri e mezzo palleggio e scarico fuori da 8 metri. Daniele Cavaliero sbaglia sul ferro, rimbalzo, guarda un po' di chi, di Roberto Casoli, che sbaglia ma subisce il fallo. Casoli sotto sembra Robert Perish, praticamente tutti i palloni o li prende Martinez o li prende Casoli. Terzo per Pasco e questa volta esce lui. E io credo che la Monica stia dando l'ultimo avvertimento alla panchina di Teramo. Assolutamente sì, si è proprio avvicinato, sta richiamando Boniccioli e anche Marruganti al prossimo scatto tecnico. E intanto Casoli, mister rimbalzo offensivo, va in lunetta con 2 tiri liberi. Lungo il primo per Casoli, ma Roseto è avanti di 21 punti. Anzi no, sono di più. Realizza il secondo tiro libero Casoli. Ecco, adesso torna corretto il punteggio, 17-39 più 22 Roseto, fallo di Chiavazzo sulla ricezione di Damian Ryan. Intanto continua a dar fiducia a Chiavazzo, coach Attilio Caia. Per adesso Chiavazzo sta giocando la sua lavoro. onestissima partita. Prova da 3 punti Holland, tiro piuttosto facile, dentro fuori per l'ennesima volta. Recupera poi il pallone Holland per il regalo di Jack Martinez. Prende la stoppata di Martinez Holland, ma prende il suo rimbalzo offensivo e realizza da sotto. Delonte Holland, più 20 Roseto, quarto per Holland. Troppo poco per Delonte Holland, il realizzatore migliore di Teramo. E intanto torna uomo la Navigo.it con Daniele Cavaliero che riesce a liberarsi dalla difesa di Damian Ryan. Matteo Malaventura, pallone affidato a Jack Martinez, gli fionda addosso Mike Barnard, prova da 3 punti Matteo Malaventura, il rimbalzo questa volta è di Gianluca Lulli. Taglia fuori buono questa volta di Lulli su ed è già una notizia. Casoli, sì. Casoli ha preso veramente ogni pallone che vagava per aria. Palleggio di Stefano Raiola, riceve Delonte Holland. Holland serie di palleggi contro Malaventura, lo manda a sedere, si arresta dalla media. Delonte Holland. Insomma Adriano, nel vocabolario di Teramo secondo te c'era la parola taglia fuori in questa prima parte di gara?
Assolutamente no, il dato del primo quarto diceva 5 rimbalzi per Roseto, 1 per Teramo, parliamo di rimbalzi offensivi sul totale 15-17, ma penso che sommando il primo e il secondo quarto il dato sia ancora più sfavorevole a Navigo.it. Teramo quasi doppiata, 21-39, mentre vediamo gli highlights di questo secondo quarto, un Bernard inquadrato che sembra strano perlomeno, comunque è stato per lunga parte della gara il miglior realizzatore di Teramo. 5 punti per Bernard, adesso 6 di Holland. Una primissima parte di gara caratterizzata dalla mano caldissima ed educata di Matteo Malaventura, poi è entrato in campo mister rimbalzo offensivo, Sua Maestà Roberto Casoli. Beh, guarda, Roseto ha avuto per adesso la gara è divisa in 3 tronconi. Primo quarto Malaventura su tutti, inizio di secondo quarto Martinez 7 punti di fila, metà di secondo quarto, fine di secondo quarto Casoli che ha segnato solamente 2 punti ma ha preso una camionata di rimbalzo offensivo. Tutti poi tramutati in oro, come il Remida. Praticamente sì, perché o erano buoni palloni da rigiocare o comunque falli. Cavaliero dal palleggio contro Damien Ryan. Vuole andare fino in fondo Cavaliero, fa sfuggire il pallone, lo tocca per ultimo Ryan, restano 7 secondi a Cavaliero per il possesso. Per tornare al discorso Casoli è un giocatore che una decina di anni fa sembrava dovesse spaccare il mondo. Fu pagato qualche miliardo dalla allora Fortuna Bologna, poi si è un po' perso complice degli infortuni, però è un giocatore di talento, veramente di talento, che è passato anche buona parte della sua carriera, qualche anno in Grecia giocando un buon campionato. Raiola recupera il rimbalzo, poi si fa sfuggire il pallone e commette fallo su Leo Busca. Fallo di Ryan. No, il fallo è stato fischiato dalla Monica Raiola. E c'è la rimessa in fase d'attacco. Ecco, con il bonus esaurito potevano starci tiri liberi, ma la Monica ha fatto chiaro cenno alla panchina, ha fischiato fallo in attacco. Sì, è stato fischiato fallo in attacco, è stato possesso al Teramo, quindi rimessa laterale di Jack Martinez. Con in campo ancora Roseto, con Martinez, Malaventura, Busca, Cavaliero e Casoli. Teramo con Ryan, Raiola, Holland, Lulli e Bernard. Stare un po' dietro ai cambi presso Teramo è stato molto difficile, visto che comunque Boniccioli si è affidato una rotazione molto allargata. E ancora una volta la Monica è andata a spiegare ad Attilio Caia il perché non ci sono tiri liberi, ha detto è un fallo in attacco. E Daniele Cavaliero da 2 concretizza e mette in banca, più 20 Roseto. Mike Barnard gioca lontano da canestro, la ricezione di Damian Ryan. Delonte Holland prova a farsi vedere, riceve Stefano Raiola, infrazione di passi, ricezione di Raiola. Io ho visto Raiola praticamente volare. Qui infatti vorrei il replay. Ho visto Raiola volare. Questa immagine non ci chiarisce. Però insomma quando Raiola... il pallone era già per aria, non penso che si sia buttato così volontariamente. Comunque l'arbitro ha ritenuto dare palla a Roseto. 48 secondi, praticamente un'azione per Roseto, una per Teramo. Ecco, io voglio prendere in questo caso ad esempio Stefano Raiola, un giocatore molto corretto, ha protestato in maniera piuttosto evidente, quindi qualcosa deve essere successo. Ma andiamo avanti, con il palleggio di Leo Busca. Pallone che termina tra le mani di Roberto Casoli, alto basso con Jack Martinez contro Mike Bernard, feed away di Jack Martinez, fallo di Mike Bernard, 2 tiri liberi per Jack Martinez. E andiamo a rivedere insieme il palleggio di Jack Martinez, il feed away. Tra il gomito di Martinez e il braccio di Bernard qualche centimetro almeno. Fallo un po' generoso. Questo forse è un fischio generoso. Questo potrebbe essere un fischio generoso, parlano le immagini. Più 21, massimo vantaggio firmato da Jack Martinez. Vediamo ancora il replay. Movimento classico fade away di Martinez che si sposta.
Per me quello non è fallo, adesso non so. Parlano le immagini, Adriano. Ci piace dire, ci piace lo slogan, ci sono le immagini, giudicate voi. Sono 13 punti per Martinez che va a pareggiare il computo punti di Malaventura. E sono 22 di vantaggio per Roseto. Ultima azione del primo tempo affidata al palleggio di Stefano Raiola, che subisce il fallo di Jack Martinez, ma non è ancora in bonus Roseto, rimesso in fase d'attacco per Teramo. Dal prossimo fallo saranno liberi per Teramo che dovrà gestire questi ultimi 10 secondi e dovrà farlo nel modo migliore, cercare di tagliare qualche punticino dal differenziale che la separa dalla BT Roseto. Insomma, questa Navigo.it, Adriano, Mr. Hyde, Dr. Jekyll, fuori casa incredibile, in casa che non riesce a regalare tante soddisfazioni. Lulli forza un tiro, lo mette Lulli sul suono della sirena, è il tiro del -20 con cui, Adriano, si va al riposo. Noi ci vediamo tra qualche istante dal Palascapriano per il sesto derby d'Abruzzo di Serie A, valido per l'11ª di ritorno. Restate con noi. Terzo quarto del derby d'Abruzzo fra Navigo.it Teramo e British Telecom Roseto, 23-43 il punteggio. Adriano, un dato me ne hai fatto notare tu, è quello di valutazione: 62 di squadra Roseto, 10 Navigo.it Teramo. Un dato te lo faccio notare io: solo Roberto Casoli da solo ha catturato più di tutti i rimbalzi offensivi di Teramo. Ma guarda, il dato della votazione è un dato strano, non è sempre reale, perché Teramo, tipo con Livorno, vinse la votazione ma perse la gara. Però 62-10 dà benissimo l'immagine di questa gara, come questo rimbalzo offensivo di Kepel, l'ennesimo di questi primi due quarti e spiccioli. Per i quintetti in campo, Roseto con Busca, Cavaliero, Malaventura, Kepel e Martinez, praticamente il quintetto iniziale della gara. Teramo con Crispin, Holland, Ryan, Lulli e Bernard. Mike Bernard va ad affrontare Jack Martinez, spalle a canestro, prova ad appoggiare da sotto e realizza. Mike Bernard, una stoppata e un canestro, inizio positivo nel quarto per Bernard, con Teramo che si riporta a -18. Bernard deve attaccare il canestro, deve giocare contro Martinez, cosa che Pasco non ha praticamente mai fatto, per costringerlo comunque a un fallo ma anche a stancarsi. Jason Capel in ricezione, lo scarico per Jack Martinez, in semigancio Martinez va a realizzare di nuovo il +20 per Roseto. Ottima triangolazione Capel Martinez finalizzata da Jack Martinez. Ancora Bernard che va a scaricare per Delonte Holland. Holland va nel traffico, subisce il fallo ma non c'è il canestro. Vediamo il movimento del direttore di gara. Rimessa offensiva per Teramo. Fallo di Malaventura, Holland ancora non chiudeva il palleggio, quindi giusta la rimessa laterale. Il palleggio di Crispin, l'aiuto di Jack Martinez, riesce a recuperare Capel, poi tocca per ultimo la Navigo.it Teramo con Damian Ryan che riesce a salvare ma non può far altro che mettere il pallone nelle mani di Leo Busca. Circolazione di palla rifiutata da Matteo Malaventura, che dice preferisco giocare ai limiti dei 24, allora Busca lo accontenta rallentando il ritmo di gioco. Palleggio di Jack Martinez, Daniele Cavaliero in ricezione con 7 secondi. Jack Martinez prova ancora da 3 punti Martinez, il rimbalzo di Lulli. Tiro che praticamente ci stava poco, visto che comunque il rimbalzo non c'era nessuno di Roseto. Si lotta ancora sotto canestro, questa volta Bernard sbaglia, ma comunque un Teramo un po' più convinto dei propri mezzi rispetto a quello visto nei primi due quarti. I parziali: primo quarto 12-23, pochi avrebbero pensato che Teramo poteva fare peggio nel secondo quarto, invece è stato così, ha segnato 11 punti subendone 20. Daniele Cavaliero al palleggio, Leo Busca, la circolazione di palla con Jason Capel che vuole la zona centrale del campo, feed away di Jason Capel, +22, nuovo massimo vantaggio Roseto. E sono 6 punti di Capel, 2 per ogni quarto. Damian Ryan con i piedi a posto da 3 punti, sbaglia Ryan, il fallo questa volta è di Jason Capel, è il terzo di Capel. Sì, fallo netto al rimbalzo, cattivo tagliafuori questa volta di Jason Capel, che cerca di spiegarsi ma ormai la decisione è presa. Ancora continua la sparatoria dai 3 punti di Teramo, dovrebbe essere 1 su 10. 1 su 10 per Teramo. Corsa di Crispin che si arresta dai 4 metri sul ferro, poi dentro Joe Crispin. Di nuovo +20 Roseto, o se volete -20 Teramo.
il palleggio di Leo Busca, nuovamente in fase d'attacco Roseto. È Crispin che prende in consegna Leo Busca, la ricezione di Malaventura che esce bene dal blocco, piazza la tripla che sbaglia, Mike Bernard con cattiveria al rimbalzo, affida la corsa a Joe Crispin, la linea di fondo di Crispin, non riesce a trovare la via del canestro, affida il pallone a Holland dai 5,5 metri, tiro che neanche sfiora il ferro per Delonte Holland. Questo è un brutto segno perché denota forse anche una scarsa concentrazione. Non prendere il ferro da quella distanza è grave, anche perché è stato un tiro tirato senza difesa. Daniele Cavaliero appoggia il pallone dai 6,5 metri per Jason Capel, fallo, anzi per Jack Martinez, fallo inutile di Ryan su Daniele Cavaliero. Cavaliero che ha preso il rimbalzo offensivo sul tiraccio di Martinez, non c'è stato il tagliafuori di Ryan, cambio per Teramo dentro Raiola al posto di uno spento Holland, pronto a entrare anche Pasco. 24 sul cronometro per giocare per Roseto. Leo Busca affronta Joe Crispin, lo batte, l'aiuto di Stefano Raiola, la ricezione di Daniele Cavaliero. Cavaliero poi si arresta e prova da 3 punti, anzi tiro da 2, il piede è sulla linea dei 6,25, ma è comunque un gran canestro per Daniele Cavaliero, più 22 Roseto. Sono 8 i punti di Cavaliero, c'è il fallo, questa volta fallo di Malaventura sul tentativo di penetrazione di Damian Ryan. Fuori Barnard, dentro Pasco. Avvicinamento dei pivot in casaнаvigo.it, dentro Pasco, speriamo sia il Pasco che tutti noi conosciamo qui a Teramo e non il Pasco visto nei primi 2 quarti. Prova Crispin, un tiro forzatissimo sul ferro e poi tra le mani di Jason Capel. E ancora più 22 Roseto, palla in mano, può correre con Leo Busca, circolazione di palla che termina tra le mani di Daniele Cavaliero, ancora Leo Busca dal palleggio che prova ad affrontare Crispin, chiude il palleggio, affida il pallone ad Matteo Malaventura, linea di fondo per Jack Martinez, è fluido l'attacco di Roseto, la circolazione di palla manda in ritmo Daniele Cavaliero che sbaglia, al rimbalzo poi è Jack Martinez, pallone scippato da Lulli in maniera fallosa. Sì, ma ormai ci stiamo riprendendo da 20 e più minuti. Teramo che per quanto riguarda i rimbalzi offensivi è completamente in bambola, adesso sono contestati Lulli e Pasco con il risultato di darlo ancora al Roseto. Roseto che sta giocando una partita tatticamente perfetta. E riprova nuovamente la carta Delonte Holland, Matteo Boniciolli, ancora fallo di Lulli su Jason Capel. Di spalle inquadrato Gianluca Lulli, ora colloquio con Luigi Lamonica. Fuori Lulli, dentro Holland. Ora prova la carta con Holland a 4 Matteo Boniciolli. Comunque stiamo vedendo un po' i tabellini, i 3 stranieri, i 3 americani di Teramo hanno segnato 12 punti, troppo poco. Di solito la metà di uno dei 2 americani di Teramo segna 12 punti. Difesa dura di Raiola su Daniele Cavaliero. Restano 10 secondi sul cronometro per il possesso del Roseto. Va Cavaliero a scaricare dai 6 metri Jack Martinez, tiro è lungo, rimbalzo di Holland. Vuole correre, vuole la corsa Delonte Holland, più 22 Roseto, Holland dai 5,5 metri, arresto e tiro a segno Delonte Holland, di nuovo meno 20 Teramo. Teramo doveva e deve accelerare ancora più ritmi, cercando di disegnare più canestri possibili se vuole tornare in gara. Sono passati 5 minuti nel terzo quarto e il punteggio è invariato, e il distacco è inalterato. Esatto. Leo Busca dal palleggio, la ricezione per il taglio a ricciolo di Matteo Malaventura che sbaglia, ma il pallone che termina tra le braccia di una calamita chiamata Jack Martinez che subisce il fallo di Raiola. 2 tiri liberi. Vediamo il replay praticamente. Pasco che doveva difendere su Martinez si è completamente disinteressato guardando il pallone e avvicinandosi. Martinez era solo, era veramente solo. E va dalla lunetta Jack Martinez. 2 tentativi per il centro dominicano, voluto fortemente da Roseto Basket, che sta ripagando a suon di canestri la fiducia accordata dopo un mini periodo negativo quando si parlava di un eventuale trasferimento a Napoli. Napoli che poi ha firmato Brandon Hunter. E intanto sul più 21 Damian Ryan prova ad attaccare Jason Capel. Schema corna per l'attacco della Navigo.it Teramo con l'uscita di Pasco marcato da Jack Martinez, consegnato per Stefano Raiola, il palleggio di Raiola, la ricezione di Crispin, tiro da 3 punti
di Crispin che termina sul ferro. Un rimbalzo offensivo per Pasco che realizza e subisce il fallo. 2+1 potenziale per Pasco. Primi punti per Pasco e uno dei primissimi rimbalzi offensivi per Teramo. Riporta sotto i 20 punti il distacco da Roseto per Vispasco, ma intanto Crispin continua a litigare con il ferro da 3 punti e non solo. Guarda, stavamo dicendo prima, l'apporto degli esterni di Teramo è veramente parco. E intanto chiude il gioco da 3 punti Pasco. Teramo che fonda le proprie fortune sulle strade di Grazia del trio Pasco, Crispin, Holland, i 3 giocatori che forse stanno giocando peggio questa sera. Daniele Cavaliero contro Stefano Raiola, sembra un po' più incisiva la difesa a uomo della Navigo.it Teramo. Raiola scivola bene, costringe Cavaliero a un tiro non facile, il rimbalzo è di Delonte Holland, può correre 3 contro 2 la Navigo.it Teramo, si arresta Holland dai 6 metri, tiro corto per Holland, scelta tattica da rivedere per Delonte Holland e corre di là Leo Busca. Holland che quasi deruba il pallone, cambio per Teramo dentro Fulz al posto di Ryan. Quindi in campo con 2 playmaker, anzi 3 playmaker, Crispin, Raiola e Fulz, quasi come Roseto del primo quarto, e un lungo e mezzo. Palleggio di Leo Busca che gioca sul pick and roll di Jack Martinez, un'autostrada per Leo Busca e qualcosa, anzi più di qualcosa qui non ha funzionato nel assetto difensivo di Matteo Bonicciolli. Beh, se contiamo gli errori ce ne sono stati 2. Non c'è stato la difesa di Crispin, ma neanche l'aiuto. Intanto il rimorchio di Pasco fermato con il fallo da Leo Busca. Per Busca il secondo fallo personale. Dovrebbero esserci 2 tiri liberi con il bonus terminato per la Navigo.it, ma prima c'è il time out voluto da Matteo Bonicciolli. Andiamo a rivedere intanto qualcuna delle azioni più belle qui al Palascapriano. Questo è Mike Barnard. La risposta di Jack Martinez in semigancio. Jason Capel, feed away, voto 10 Jason Capel. Questa invece è la corsa di Crispin che si arresta con l'aiuto del ferro, realizza. Adriano, intanto che riguardiamo le azioni più belle, commentiamo questo terzo quarto. Punteggio in equilibrio nel quarto, si è iniziato, se non ricordo male, da più 20. 9-9 nel parziale, resta più 20 Roseto. Teramo un pizzico meglio rispetto ai primi 2 quarti, ma partita ancora saldamente nelle mani di Roseto. Sì, ma se diciamo Teramo un po' meglio rispetto ai primi 2 quarti, non diciamo una fesseria, però questo dà anche, diciamo, il quadro della situazione. Teramo che sta giocando male, questo terzo quarto sta giocando male, nei primi 2 praticamente inesistente, quasi ancora in panchina. 2 tiri liberi per Pasco. Poco fa con il gioco da 3 punti, 2+1, ha riavvicinato Teramo. Con l'aiuto del ferro realizza Pasco il suo primo tiro libero. Ce n'è ancora uno a disposizione dell'americano di coach Matteo Bonicciolli. Pasco che ha 3 falli, così come Lulli. Ancora con il ferro e con il tabellone, ma comunque canestro. 3 su 3 per Pasco dalla lunetta nella serata del Palascapriano, 2 su 2 nella situazione e Teramo che torna a meno 18. Daniele Cavaliero dal palleggio. Ricezione di Jason Capel, Jack Martinez, difesa e uomo della Navigo.it Teramo. Bonus che è terminato sia per Teramo che per Roseto. Matteo Malaventura gioca sul pick and roll di Jack Martinez che poi riceve dai 6 metri, prova un tiro non facile che sbaglia Martinez, è solo al rimbalzo e può controllare Stefano Raiola. 3-12 al termine del quarto. Robert Fulz, la linea di fondo, lo scarico per Raiola che con i piedi a posto prova da 3 Raiola e realizza la tripla. È la seconda del match per la Navigo.it Teramo, firmata da Stefano Raiola. Bonicciolli praticamente in campo per incitare Crispin alla difesa su Busca. La ricezione di Daniele Cavaliero, tutto solo Cavaliero. Piazza la contro tripla, Daniele Cavaliero. Ennesima tripla di Roseto, ennesima anche tirata con un paio di metri di vantaggio sul difensore. Questa comunque è una tripla tirata da ampiamente più dei 6,25 m canonici. E intanto Cavaliero poi, forse un po' per l'esaltazione per questo canestro che vi stiamo riproponendo, va a commettere un fallo piuttosto ingenuo sulla corsa di Robert Fulz. Robert Fulz che andrà in lunetta con 2 tiri liberi.
Primo tentativo per Fulz, lungo. Fulz che a differenza di Malaventura non sta giocando la gara dell'ex classica. E fa 0 su 2 Robert Fulz dalla lunetta. Il primo lungo, il secondo corto. E più 18 Roseto, palla in mano, 2:33 al termine. Leo Busca costretto a chiudere il palleggio, affida il pallone a Matteo Malaventura che va a giocare contro Robert Fulz. Daniele Cavaliero affronta Joe Crispin, lo batte, sbaglia ma prende, anzi schiaffeggia il rimbalzo nelle mani di Leo Busca. Daniele Cavaliero nel traffico, pallone affidato a Jason Capel, appoggio a tabellone e di nuovo più 20. Sono 8 punti per Capel, ma la sensazione di queste ultime azioni sembra quasi di essere negli ultimi 2 minuti, non del terzo ma del quarto quarto. Visto un po' di giocatori con le gambe un po' troppo rilassate, mentre c'è il 10° punto di Holland. E questa è la prima penetrazione vera di Holland che appoggia con facilità a canestro. Io vedo Lorenzo Marruganti al box della Navico.it, sono convinto che si stia chiedendo ma perché non va sempre in penetrazione. Sbaglia Martinez, rimbalzo di Holland e poi ancora Cavaliero. Ennesimo extra possesso per Roseto. Una buona chiave di lettura nel match e nel rimbalzo offensivo di Roseto. Assolutamente, Roseto ha avuto secondi, tripli, a volte anche quadrupli, tiri. Infrazione di passi intanto di Jack Martinez. Questo dà un vantaggio innegabile a una formazione. Se puoi tirare più di una volta, bene o male, il canestro lo vai facendo. E riparte sul più 18 Roseto, si riparte con Robert Fulz che va ad affrontare Matteo Malaventura, lo batte, subisce il fallo, 2 tiri liberi per Robert Fulz. Ma Robert Fulz non sta giocando una partita così cattiva. No, sta tirando con percentuali basse, però in difesa si sta arrabattando, cercando di dare quella verve che manca alla Navico.it. E soprattutto sta prendendo le sue responsabilità palla in mano. Dovrebbe essere il quarto per Fulz. Sì, sono 4 di Fulz e rimangono 4. 1 su 4 Fulz dalla lunetta. Più 17 palla in mano Roseto. Jack Martinez affida il pallone a Daniele Cavaliero, la difesa è stretta di Stefano Raiola. Ancora Cavaliero che prova da lontanissimo da 3, pallone sul ferro, rimbalzo per la Navico.it, può correre Crispin, va a affrontare Leo Busca in post basso. Pasco che scarica per Raiola, prova da 3 punti Raiola, seconda tripla per Stefano Raiola e la classica esultanza del playmaker di Pescara. Stefano Raiola, meno 14 Teramo, palla in mano Roseto. La corsa di Busca contro Stefano Raiola, prova a difendere fortissimo Raiola su Leo Busca, l'aiuto di Pasco, la ricezione di Matteo Malaventura, restano soltanto 5 secondi per Roseto, Malaventura da lontanissimo, rimbalzo di Jack Martinez che va a realizzare 2+1 per Martinez. Le proteste di Teramo, ma il canestro è valido. Rimbalzo consegnato praticamente le mani di Martinez, taglia fuori inesistente di Pasco. E questa era un'azione importante perché sotto di 14 punti stavi costringendo la BT Roseto un tiro forzato, cosa che è successo, e potevi giocarti il tiro del meno 12 e invece adesso Roseto avrà il tiro libero del più 17. Ma soprattutto Adriano si conferma il rimbalzo offensivo, l'arma in più di Roseto. Assolutamente. Dalla lunetta Jack Martinez realizza più, dovrebbero essere 17 i punti di vantaggio di Roseto. È l'ultimo possesso del terzo quarto affidato a Crispin. Crispin gioca contro Leo Busca sulle pick and roll di Delonte Holland, l'aiuto di Casoli, il fallo fischiato a Chiavazzo sul palleggio di Crispin, 2 tiri liberi per Holland. Ci sarà addirittura un'altra azione per Roseto in campo, Cavaliero per Chiavazzo per giocare questa azione offensiva. Assolutamente indispensabile il 2 su 2 di Holland dalla lunetta, mentre coach Moriccioli chiama una uomo molto dura. Assolutamente, ma poi bisogna stare attenti perché insomma il bonus è esaurito anche per Teramo, quindi non si può neanche poi così esagerare, perché gli arbitri stanno fischiando tutti i contatti. Realizza Holland dalla lunetta.
terzo quarto molto più equilibrato rispetto ai precedenti. Teramo sta provando a rientrare nel match, non è facile per carità, però tutto è possibile. Realizza anche il secondo Holland, sono 15 punti che separano le due squadre e sono 5 ore e secondi a disposizione di Leo Busca per cercare l'ultimo possesso. Suona la sirena, il canestro non sarebbe stato comunque valido. Più 15 Teramo, che avrà adesso anche il possesso nell'ultimo quarto. Adriano, partita chiusa? Ma guarda, Teramo ha dimostrato di poter segnare tanti punti in pochi minuti. Se il Teramo gioca da Teramo, la partita non è chiusa. Se il Teramo gioca come ha giocato per 2 quarti e mezzo e forse più, non diciamo chiusa, ma poco ci manca. Stati di Bonaventura e Chiodi, sindaco di Roseto e di Teramo rispettivamente. Si ricomincia, quintetto di Teramo con Crispin, Fulz, Raiola, Holland e Bernard. Adriano, vai con il quintetto di Roseto. Roseto con Busca, Cavaliero, Manaventura, Casoli e Martinez. Adesso Teramo può avere un vantaggio, che è quello che Roseto ha giocato previamente con 6 persone. Manaventura, Busca e Cavaliero hanno giocato poco meno di 30 minuti su 30 possibili. Lo stesso possiamo dire per Martinez. Roseto gioca con rotazioni molto ristrette, gioca con 6 persone. La fatica potrebbe farsi sentire. Costretto a chiudere il palleggio Delonte Holland, affida il pallone a Stefano Raiola. Il fallo ancora di Casoli sul corsa di Stefano Raiola, un blocco effettuato in maniera forse un po' troppo dura. Blocco un po' troppo vigoroso di Casoli. E cominciano ad essere tanti gli atleti con 3 falli per coach Attilio Caia. Delonte Holland sembra voler prendere l'iniziativa, il tiro è corto, il rimbalzo questa volta è di Bernard, che poi però si fa sfuggire il pallone, ne approfitta Malaventura. Malaventura sta facendo tante cose buone, canestri, difesa, rimbalzo. E adesso anche rimbalzi. Veramente una grande partita. Martinez va a sfidare Mike Bernard, tiro non facile per Martinez che lo mette a segno, più 17, firmato da Jack Martinez. E dovrebbe essere 21 per Martinez. Pallone che torna subito tra le braccia di Mike Bernard, infrazione di passi di Crispin. Frazione netta di Crispin che è partito stessa mano, stesso piede, ma muovendo il perno che era il sinistro. La classica partenza NBA. Sì, diciamo siamo nei canoni della National Basketball Association. Tra l'altro Crispin ha frequentato, ecco, diciamo così, da buon allievo ha frequentato. La ricezione di Leo Busca sul consegnato di Casoli. Leo Busca evita il pick and roll e poi va a appoggiare per Casoli che sbaglia. C'è il fallo di Bernard, fischiato forse con un attimino di ritardo. Sì, il fallo c'era, forse qualche decimo di secondo di ritardo rispetto al preventivo. Avevo il buon taglio di Casoli, ottimo taglio, nessuno ha seguito quel taglio. Casoli ha preso un pallone che era solo da buttare dentro. Casoli dalla lunetta per 2 tiri liberi. Tra l'altro Casoli che ha tirato i liberi con scarse percentuali nei primi 2 quarti. Per la legge dei grandi numeri deve realizzare in questa situazione Roberto Casoli. Due su 2 per Casoli. Adriano, 39-25 la situazione al rimbalzo dopo i primi 3 quarti, 14-5 gli offensivi per Roseto. Assolutamente troppi rimbalzi offensivi. Il palleggio di Robert Fulz, la palla per Holland, alto basso per Bernard, come se avesse una saponetta tra le mani Mike Bernard. E a questo punto Adriano la partita non dico che è chiusa, ma insomma più 19, palla in mano Roseto. Guarda, praticamente io non dico mai che la partita è chiusa se non al 40esimo o giù di lì, però un fatto importante è che degli spettatori se ne stanno andando dal Palazzo Capriano, forse anche un po' delusi dalla prestazione dell'Amico.it, ci aspettavano una prestazione di ben altro livello. Fallo di Raiola su Jack Martinez. È il secondo fallo di squadra fischiato alla Navigo.it nel quarto, 2 fischi anche per Roseto, 8-19 al termine del derby. Roseto sta facendo un passo importantissimo, lungo verso la salvezza. La rimessa affidata a Leo Busca. Taglio sotto di Daniele Cavaliero, Raiola gli vieta il tiro, ma comunque può giocare con 24 secondi sul cronometro la squadra di coach Attilio Caio. Il
La linea di fondo conquistata con un ottimo movimento di piede perno da Jack Martinez, può correre Joe Crispin, pallone affidato a Delonte Holland. Holland ai limiti dell'infrazione di passi, poi subisce il fallo di Daniele Cavaliero. Fallo molto dubbio. Fallo, diciamo, dubbio di Cavaliero, ma anche partenza in palleggio dubbia di Delonte Holland. Qualcuno si è lamentato. Comunque vediamo rimessa da fondo campo per Navigo.it, che deve inventarsi qualcosa per cercare di riavvicinarsi nel punteggio. 45-64. Piazzato da 6 metri di Bernard, lungo, rimbalzo di Martinez. Insomma, continua la Navigo.it classica della stagione, no? Micidiale fuori casa Adriano. 7 vittorie in trasferta, 4 in casa. È molto da rivedere in casa. Jack Martinez intanto comanda le operazioni all'interno della zona rossa. Il rimbalzo premia questa volta Delonte Holland, che può correre. Holland che si arresta dai 5 metri e mezzo, dentro fuori. Rimbalzo di Bernard. Sbaglia da sotto clamorosamente Mike Bernard ed è pronto per Vispasco. Anche Lulli e Capel in casa Roseto. Il palleggio di Leo Busca con Roseto avanti più di 19 punti. La ricezione di Daniele Cavaliero, gli ruba il pallone Stefano Raiola, che può andare ad appoggiare. Più 17 Roseto. Mancano 7 minuti. Timeout richiesto da coach Caia, che ne ha qualcosa da dire a qualche suo giocatore, forse Cavaliero. Comunque Roseto che sta giocando una ottima gara in casa Navigo.it. Se proprio dobbiamo cercare qualcuno da salvare, io salverei il Lulli forse del primo quarto e Raiola di questo finale di terzo quarto e di quarto quarto. Mi trovi perfettamente d'accordo. Questo è il primo piano del pubblico di Roseto, naturalmente, che sta festeggiando questo punteggio così importante in favore degli uomini di coach Attilio Caia. All'andata, non ci dimentichiamo, a festeggiare è stata la Navigo.it. Questo è Massimo Nardi con Carlo Antonetti, rispettivamente responsabili dell'area marketing e comunicazione e presidente della Navigo.it Teramo, pensierosi per l'esito di questo derby. Poi con questa gara si poteva anche pareggiare il computo dei derby, perché il punteggio per adesso era 3 derby a 2 in favore di Roseto. Con questo si poteva andare 3 pari o eventualmente 4 a 2. Diciamo che adesso le probabilità che si finisca a 4 a 2 sono un po', diciamo, più alte rispetto a quelle del 3 pari. Schema corner, attacco chiamato da Leo Busca, è molto dura la difesa di Stefano Raiola. Fallo in attacco fischiato a Busca, e questa azione, Adriano, va a dare valore a quanto avevi detto poco fa. Stefano Raiola dell'ultima parte di gara sta cercando di trascinare i suoi. La rimessa è affidata a Damian Ryan. Teramo che gioca praticamente con Ryan, Lulli, Crispin, Pasco e Fulz. Mancano sia Holland sia Crispin. Ha realizzato la tripla Stefano Raiola, ma il fallo in attacco fischiato a Robert Fulz. Fallo di Fulz che ha perso il controllo del corpo. Questo tipo di passaggi sono molto rischiosi. Passare e saltare è molto difficile, perché perdi il controllo del corpo. Se vedo sto giocatore non puoi fermarti, quello che è successo poc'anzi. Raiola che tra l'altro ha messo anche la tripla. 6:40 al termine, Roseto avanti di 17 punti. Rimessa affidata a Jason Capel. Cenno di pressing della Navigo.it Teramo con Robert Fulz. Prova ad andare in soccorso Gianluca Lulli, ma riesce a battere bene il pressing Roseto. Jason Capel dal palleggio. Palla sotto per Jack Martinez, evidente mismatch contro Stefano Raiola. Roberto Casoli va ad affrontare Lulli. Il fallo è di Damian Ryan, fallo fischiato da un attento Luigi Lamonica. Spinta da dietro, 2 tiri liberi, mimica chiarissima di Luigi Lamonica. 2 tentativi per Roberto Casoli. Altro cambio, torna in panchina Fulz per Teramo. Casoli dalla lunetta. Casoli che sta giocando una partita tutta sostanza. Sono 65 punti per Roseto, 47 quelli segnati da Teramo.
2 su 2 per Roberto Casoli dalla lunetta, 47-66, 19 punti di vantaggio per Roseto. Palleggio di Stefano Raiola, ricezione di Damian Ryan, pessima partita di Ryan fino a questo momento, continua a litigare con il ferro Damian Ryan, sconsolato Matteo Bonicciolli, fallo di Ryan, 2 tiri liberi per Leo Busca. Comunque sto guardando un po' di cifre, solamente 3 triple messe a segno da Teramo, 2 di Raiola e 1 di Fulz. Crispin, il miglior tiratore da 3 punti, ancora secco, Ryan ancora secco, Holland ancora secco. Sbaglia il primo tiro libero Leo Busca, sono 19 ancora i punti di vantaggio per Roseto. Secondo tentativo per Leo Busca che fa 2 su 2 dalla lunetta, anzi 1 su 2, chiedo scusa perché il punteggio è sul 47-67. Ricezione di Stefano Raiola, schema maglia per l'attacco della Navigo.it Teramo. La corsa di Stefano Raiola che manda il ritmo da 3 punti, Damian Ryan che realizza, io direi finalmente, la tripla. Ryan, meno 17 Teramo, 6 minuti scarsi al termine del match. Primo canestro di Ryan. È il primo canestro di Ryan, arriva forse un po' troppo tardi, comunque lo mettiamo al referto, Damian Ryan. Matteo Malaventura proprio contro Damian Ryan, continua intanto ad andare via il pubblico dal Palascapriano. Malaventura tiene bene Ryan nello scivolamento, ai limiti dell'infrazione di passi. Malaventura, c'è il rimbalzo di Roberto Casoli. Se fai una scelta di quintetto così basso ti assumi anche la responsabilità del rimbalzo, anche se questa sera non è una novità il rimbalzo d'attacco. Con il quintetto alto hai perso i rimbalzi offensivi, col quintetto diciamo con Holland numero 4 lo stesso, e anche col quintetto basso. Questa sera un po' la croce del Teramo sono stati i rimbalzi offensivi. Sbaglia il primo tiro libero Roberto Casoli. Nel match d'andata per Teramo c'era un Lewis Sims in più, un Robert Fulz in meno. Per quanto riguarda invece c'era anche Sid Millerris che giocò qualche ispezione di gara. Per Roseto invece non c'era Jason Capel ma c'era Luis Alberto Flores. E anche un Morland Pacelis Morland qualche giorno prima. Alza da sotto la parabola Lulli, sbaglia il rimbalzo di Jack Martinez, più 18 Roseto, palla in mano, Leo Busca può correre, difende bene Raiola ma serve a poco perché il pallone termina nelle mani di Leo Busca che con lo schema corna costruisce gli ultimi 12 secondi di possesso per il British Telecom Roseto. Malaventura chiude il palleggio, pallone affidato a Roberto Casoli, alto basso per Capel che non viene concretizzato dall'americano di Attilio Caia, rimessa Teramo. Guarda, io sto guardando veramente per lo più Raiola in difesa, Raiola sta difendendo per 4. Aiuta sui lunghi, gioca a spallacanestro contro Capel, lì è stata un mismatch difensivo sul blocco, però sta difendendo veramente per 4 persone. Intanto Crispin prova a fare tutto lui, pallone affidato a Raiola, Damian Ryan evita la difesa di Jason Capel, da sotto va a sbagliare Damian Ryan, un canestro praticamente si faceva quasi da solo. Stefano Raiola, un leone a combattere, palla a duel e la Monica va subito a separare Raiola da Jason Capel. Probabilmente in questa azione l'applauso più grande va fatto a Luigi Lamonica che ha avuto uno scatto degno di Ashfa Powell, primatista del mondo dei 100 metri. Sì, veramente un guizzo felino per la Monica. Guarda la Monica come spunta adesso. C'è la palla a 2, tentativo di rissa, ecco la Monica che arriva. Però bisogna anche dire che comunque lo stesso Capel ha avuto una reazione forse più verbale che fisica, perché si è arrabbiato, però c'era dietro Deronte Holland un po' a calmarlo. Poi Capel è un gran professionista, ottima persona, lo stesso possiamo dire di Raiola. Si ricomincia, Matteo Malaventura per 14 secondi di possesso di Roseto, riesce ad evitare un ottimo Stefano Raiola, fallo di Holland, va dall'entrata alla lunetta Matteo Malaventura. Può riportare a 20 il vantaggio di Roseto. Più 18, 2 tiri liberi a disposizione di Matteo Malaventura. Primo tentativo, Matteo Malaventura, a segno, più 19 Roseto. Secondo tentativo per Matteo Malaventura, 2 su 2 più 20.
Partita a questo punto, diciamolo, no, Adriano, chiusa, 4:22 al termine, 20 punti da recuperare. Sono troppi. Anche perché Teramo non ha dato mai l'impressione di poter tornare a giocare il basket che la contraddistingue. Teramo ha giocato un basket lento per tutti per adesso 36 minuti senza mai cambiare il ritmo, quindi diciamo ormai l'inerzia della gara è quasi segnata. Ottimo taglio di Pasco sull'assist di Crispin, pallone che danza sul ferro, ci saranno 2 tiri liberi per Pasco. Pasco dalla lunetta, sul ferro il primo tiro libero di Pasco. Ancora un tentativo per Pasco, non ha tirato malissimo questa sera dalla lunetta, ora però con questo 0 su 2 sporca le sue percentuali. Fallo di Crispin su Leo Busca, fallo di frustrazione per Crispin, è il terzo fallo, 2 tiri liberi per Busca. Busca che ha giocato una gara accorta, una delle sue classiche gare senza spiegare niente, gestendo l'attacco come un metronomo. Sbaglia anche Busca dalla lunetta. C'è ancora un tentativo per il playmaker, ancora ottima prova per Busca sul parquet questa sera. Fa 1 su 2 dalla lunetta, porta a 21 il vantaggio di Roseto. Crispin dal palleggio. Vuole la corsa Crispin, si arresta dai 4 metri, realizza Crispin, meno 19. Partita negativa per Crispin. Dovrebbero essere 8 punti per Crispin. Jack Martinez, no look per Jason Capel, il fallo è di Holland. E ora comincia anche a divertirsi Roseto. Guarda, garbage time anticipato in questa gara. 3:53 da giocare, 19 punti e anche 2 tiri liberi per Capel. Jason Capel dalla lunetta. Jason Capel è un prodotto probabilmente della scuola più prestigiosa dell'America, la North Carolina. È un giocatore che magari non lo vedi tanto in campo, ma poi quando leggi le statistiche vedi Jason Capel. Guarda, oggi ha giocato una gara molto buona, perché magari offensivamente non aveva quel guizzo che spesso ha, allora ha tirato poco, spesso si è fatto arrivare il raddoppio, ha scaricato il rimbalzo, giocatore molto di sostanza. E intanto trova la prima autostrada del match aperta Joe Crispin, la percorre e termina con 2 punti la corsa dell'americano di Teramo, ed è ancora meno 19. Navico.it, palleggio di Daniele Cavaliero, prova ad andare fino in fondo Cavaliero, riesce a difendere la Navico.it con il palleggio di Crispin che va ancora una volta fino in fondo, coast to coast, firmato da Joe Crispin, ma cambia poco nel punteggio. Più 17 Roseto quando mancano 3 minuti al termine del match. Matteo Manaventura dal palleggio, Leo Busca in ricezione contro Joe Crispin, fallo di Crispin, il terzo per Crispin, 2 tiri liberi per Busca. Sì, ormai ampiamente garbage time, Roseto sta giocando ai 24 secondi e cercare di far finire il tempo più velocemente possibile. Teramo sta cercando invece di limare quanto più possibile i 17 punti che li separano da Roseto. 74 Roseto, 56 Navigo.it Teramo. Ancora un tiro libero per Leo Busca, inquadrato in primo piano. Secondo tentativo per Leo Busca, 2 su 2 della lunetta, di nuovo più 19 Roseto, 56-75, restano 3 minuti esatti con il palleggio. Joe Crispin prova un nuovo possesso offensivo per la Navigo.it, si arresta da 8 metri Crispin, pallone che termina sul ferro, rimbalzo offensivo di Pasco, Damian Ryan con i piedi a posto dalla tripla di Damian Ryan, meno 16 Teramo, il fallo di Raiola su Matteo Malaventura. Malaventura che ormai mi sto ripetendo da tantissimi minuti, ha giocato una grande gara, dovrebbe esserci anche il tecnico, se non sbaglio il tecnico a Raiola imbufalito, pronto ad entrare Fulz. Raiola fuori per 5 falli, quindi 2 liberi di Malaventura, altri 2 e poi rimessa da centrocampo. Tecnico fischiato per le eccessive proteste di Stefano Raiola. Raiola che probabilmente, anzi io levo il probabilmente, migliore in campo per la Navigo.it Teramo in questo momento. Arrabbiatissimo Raiola in panchina, 2 su 2 per Malaventura dalla lunetta, e ci saranno altri 2 tiri liberi per il tecnico fischiato a Stefano Raiola. I primi 2 erano per il
fallo in sé per sé con il bonus esaurito, altri 2 tentativi per Stefano Raiola. Arrabbiatissimo Raiola. Malaventura ringrazia, 4 su 4 e di nuovo più 20, anzi dovrebbe essere più 19 Roseto, no più 20, viene aggiornato in questo momento il tabellone, 59-79, 2:44 al termine, palleggio di Jason Capel. Ricezione di Matteo Malaventura, uomo stretto alla difesa di Damian Ryan. Damian Ryan costringe Malaventura a chiudere il palleggio, si chiude il triangolo con Jason Capel, il fallo di Damian Ryan e gioca ora sul velluto Roseto Basket. Sì, gioco essenziale, dai e vai tra Malaventura e Capel. Malaventura quasi da Accademia del Basket, Malaventura ancora per incrementare il suo bottino di punti importanti. 59-79, ora diventa 59-80 il punteggio con il tiro libero di Matteo Malaventura, che ancora ha un tentativo per portare al massimo vantaggio, più 22 è il massimo vantaggio del match, 59-81. Damian Ryan, Robert Fultz dal palleggio, Damian Ryan prova ancora da 3 punti con i piedi a posto, senza neanche prendere il ferro, prende le mani di Crispin che affida ancora il pallone a Holland, da 3 punti Holland, dentro fuori, rimbalzo di Pasco, Crispin da 3, ennesima sagra del tiro sbagliata per la Navigo.it Teramo, questa volta al rimbalzo ci pensa Matteo Malaventura. Fallo di Damian Ryan dalla lunetta, Leo Busca. Adesso con questo gioco anche di falli si rischia di allargare il differenziale di punti in maniera anche importante. Per adesso sono 22, altri 2 liberi per Roseto, questa volta Busca, cambio per Teramo, fuori Ryan, dentro Lulli. Partita forse troppo brutta per essere vera, quella della Navigo.it. Leo Busca dalla lunetta, può incrementare per i suoi, a segno il primo Busca, 59-82. Si sente molta delusione nell'ambiente teramano qui al Palascapriano. Volevano questa vittoria nel derby, forse un po' per cancellare la lunga serie di sconfitte interne di quest'anno. 2 su 2 per Busca, prova a correre Crispin, realizza Crispin ma serve solo per le statistiche, 61-83. Daniele Cavaliero dal palleggio in rapido ribaltamento offensivo. Matteo Malaventura, scarico per Jason Capel, gioca ai limiti 24 Jason Capel, pallone affidato alle mani di Leo Busca. Busca dal palleggio contro Delonte Holland, lo batte, va fino in fondo Leo Busca, scarico fuori per Matteo Malaventura, tocca a Robert Fultz, restano 3 secondi per Roseto. Non sono tantissimi Adriano, ma neanche pochi per cercare il canestro. E così però diventa anche troppo facile per Roseto. Sì, passaggio lob su Malaventura, su dormita di Fultz in difesa. Ormai, lo stavo dicendo, siamo entrati in un garbage time allungato e da circa 3-4 minuti che stiamo giocando su questi ritmi. Roseto è 24, Teramo molto blanda, che forse sta aspettando di vedere il 40esimo. Beh, c'è un coro da parte dei tifosi di Teramo che noi naturalmente non vogliamo ripetere, ma ci sembra forse un po' gratuito. Intanto la stoppata di Pasco, forse l'azione più bella di Teramo a danni di Capel, transizione di Delonte Holland che appoggia Tappellone e riporta a meno 20 la Navigo.it Teramo. Un primo e 0-2 al termine del match. Il derby d'Abruzzo naturalmente vinto da Roseto a questo punto, perché con 1 minuto solo al termine e 20 punti c'è poco da dire, è lo sport a dire che ha vinto Roseto, infrazione di passi di Jack Martinez. Ultimo minuto al Palascapriano, pallone affidato a Pervis Pasco che con la stoppata ai danni di Capel probabilmente ha firmato l'azione più bella di Teramo nel match, ma serve a poco. Crispin, Lulli con i piedi a posto, prova da 3 punti, sbaglia anche Lulli, rimbalzo offensivo di Pervis Pasco e va a schiacciare Pasco, anche questo per la statistica nulla più. Sì, ormai si stanno rimpinguando i bottini di punti. Crispin è salito forse anche a 20 punti, però segnati un momento di gara dove ormai c'è veramente poco da dire. Allora, diciamo così, un'eventuale vittoria di Napoli nel derby con Avellino significherebbe salvezza matematica per la Navigo.it Teramo. Roseto naturalmente per la matematica deve attendere, ma ha fatto un grandissimo passo in avanti. Jack Martinez firma la tripla del più 21 a 17 secondi esatti dal termine, poi va a festeggiare spalla contro spalla con Jason Capel, da sotto Crispin per il suo bottino personale, nulla più. Sorride Jason Capel, Accademia
Attilio Caia dice la partita deve terminare così, lo fa Jack Martinez con il palleggio. Adriano, un flash per commentare e poi ci salutiamo. Comunque guarda, bel gesto di Caia che non ha voluto, diciamo, infierire. Roseto ha vinto convincendo, non demeritando assolutamente, partita giocata meglio stato Teramo fin dalle primissime battute, rimbalzi offensivi, più convinzione, l'arma vincente di una ottima BT Roseto. E stiamo vedendo al contrario la scena vista nel match d'andata, tutta la squadra sotto la tifoseria, ospite, questa volta è Roseto a festeggiare, all'andata è stata Teramo che festeggia con una classifica migliore, ma probabilmente anche per un altro anno ancora l'Abruzzo avrà due squadre in Serie A per il terzo anno consecutivo. E con questo vi salutiamo dal Palascapriano, grazie da Enrico Giancarli e da Adriano Mannucci e dal nostro regista Marco Pedicone.